Era al tempo che il Signore e i suoi apostoli viaggiavano. E giunsero un giorno, una sera, alla notte, in casa di prete Achille. E quello che era un bravo uomo, li mette a casa in capo, come lo si dice. Mangià, bere, i face dormire in l'uletto, se ne sta in un catagno, a dormire aggrunchiato. E San Pietro diceva, Signore, maestro, su prete Achille, che sant'uomo. O Signore diceva nulla. A mane, va 2 giorni, sono spartati da muti in piazza, rioni, insulti, asteme. E gli pare di riconoscere la voce di prete Achille. Si litigava, era un prete che si litigava con una donna per via di Annaquera, perché tanto c'erano le tacche di Annaquera. Oggi so io, romanese tu, e infatti che c'era stato un bisbiglio, sentiate poi allora gli sciarpelli. E San Pietro, sbiulito, dice, l'aveva pigliato per un sant'uomo. Ho sentito, maestro, sentite i vituperji che lo conta. Il Signore non diceva nulla. A mane si licenziano e si mettono in strada, biaglia, e attraversavano un luogo secco, un luogo aspro, avevano la sete, fontana non ce n'era. Ebbene, venendo un luogo, e erano un sproposito, era un serpente. E da un bocca quello serpente sortia acqua chiara, acqua linda, acqua che paria linda. E Gesù Cristo si avvicina alla gamba e si mette la bocca sotto quella bucaccia del serpente e comincia a bere quell'acqua che rifiatava. E Pietro si avvicina, una che disobbedisce a un maestro un bulia e un'altra che aveva la sete. E beh, è più via, è più la consentia che l'acqua, e via. Quando l'ha cacciato la bocca lo cannello che lo si asciuga, la bocca dice, o Signore, già loro era buona l'acqua. Dice, maestro, acqua fresca e buona così, in quanto a me non ne ha neanche tasto. E beh, dice Gesù Cristo, così era prete Achille, la bocca era brutta ma le parole sono buone.